controllo esterno, cioè la Banca d'Italia che cosa fa? Non lo sappiamo, non possiamo né accusare né scusare, nel senso che sappiamo che addirittura le indagini della Banca d'Italia sono coperte dal segreto, quindi la banca controlla però poi tace su quello che scopre. C'è questa contraddizione nel sistema normativo che serve in qualche modo peraltro anche a copertura poi di comportamenti che vengono a danneggiare il risparmiatore e l'investitore. Ecco per cui dicevo l'importanza della inchiesta non solo per ricostruire quello che è fatto sia sotto il livello macroeconomico sia a livello individuale, ma anche e soprattutto per capire se un sistema normativo qual è quello attuale e in modo particolare il sistema dei controlli interni ed esterni sia un sistema atto a garantire il risparmiatore, perché il fondamento di tutto anche il sistema normativo qual è? La tutela del risparmio. Se non tuteliamo il risparmio, evidentemente tutto il sistema economico va in situazioni di crisi. La ripresa delle banche naturalmente è legata non solo poi alla individuazione anche di modelli organizzativi di controllo, ma sicuramente anche necessario una soluzione che riponga la fiducia tra il risparmiatore, l'investitore e il sistema e la banca stessa. E qui chiaramente ci sono dei problemi che sono in piedi piuttosto pesanti, perdite massicce dei risparmi, indebitamento delle aziende magari per comprare quelle azioni che poi si sono rivelate di nessun valore. E qui certa spetta alla politica trovare una soluzione. È chiaro ci sono anche dei limiti che derivano dalle normative europee che piacciono o non piacciono, ci sono, c'è il bail-in, c'è tutto l'insieme di disposizioni che limitano anche gli interventi dello Stato, ma io credo che sia necessario prevedere anche un intervento dello Stato che in qualche modo rafforzi il sistema bancario e consenta anche di arrivare ad una definizione con gli azionisti che hanno subito perdite pesanti e in modo da ricreare un clima di fiducia e un clima di ripresa. Quindi bene l'inchiesta, mi auguro che sia anche un'inchiesta che possa essere approfondita ma anche in tempi brevi e soprattutto magari che l'iter per arrivare all'inchiesta non sia più lungo magari di quello dell'inchiesta stessa, mi scusi se questa battuta, bene l'inchiesta che appunto individui non solo quelle che sono le responsabilità individuali, ma anche quelli che sono i difetti strutturali interni e esterni al controllo delle banche stesse che vanno rapportate a criteri di trasparenza e di economicità. Grazie. Grazie.